Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it, un'edizione tutta dedicata alla cronaca. In apertura il servizio della redazione sui salvataggi effettuati oggi da Soccorso Alpino sulle montagne del Verbano, Cusio Ossola. Vediamolo insieme. Super lavoro per il soccorso alpino e l'elisoccorso oggi nel VCO. Il primo intervento alle 11:30 in Valle Formazza nella zona di Rivasco. Un cacciatore si è procurato la frattura del femore. L'uomo di Domodossola è stato recuperato dall'elisoccorso in supporto agli uomini delle stazioni di Formazza e Baceno del soccorso alpino. Un escursionista invece è caduto mentre percorreva la ferrata di Baveno. Per lui lievi traumi e un forte spavento. È stato comunque trasferito in elicottero all'ospedale di Borgosesia. Un altro intervento è avvenuto per soccorrere due persone impegnate a percorrere la nuova ferrata di Crovio in Valle Antigorio. I due, bloccati nella parte alta del percorso, sono stati recuperati dall'elisoccorso decollato da Borgosesia, che è subito ripartito alla volta dell'Alta Val Bognanco per trarre in salvo un agitante che ha accusato un malore nei pressi del rifugio Gattascosa a 2000 metri di quota. L'uomo è stato poi portato in ospedale. Continuiamo con la cronaca e spostiamoci a Mesenzana. Un altro incidente causato da animale vagante. Questa mattina, attorno alle 7:30, un uomo ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito fuori dalla sede stradale, schiantandosi contro una recinzione. I due uomini a bordo di 24 e 25 anni fortunatamente non hanno riportato ferite importanti. Il conducente ha spiegato che all'improvviso si è trovato davanti un animale selvatico e che cercando di evitarlo ha perso il controllo del mezzo. Sul posto, oltre all'ambulanza, i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri di Luino. E ora a Belgirate. 3 imbarcazioni con motore sono state rubate la notte scorsa dal porto di Belgirate. Alcuni residenti, proprietari delle imbarcazioni a motore, si sono accorti stamane che nel porto, che dispone di un totale di 18 posti, mancavano 3 piccole imbarcazioni del valore complessivo di oltre 10.000 euro. I ladri, per non essere visti e poi riconosciuti, hanno tranciato i cavi delle telecamere di sicurezza del porto prima di effettuare il colpo. Sul furto indagano i carabinieri di Stresa. Ancora cronaca ma a Saronno. Mentre stava risalendo in auto dopo una sosta in via Varese, dove ci sono diverse strutture commerciali, una 60enne di Carono Pertusella è stata improvvisamente affiancata da 2 persone in moto. Uno degli sconosciuti è sceso, le ha strappato la borsetta di mano, è risalito sul sellino della motocicletta e si è allontanato a tutta velocità. La malcapitata è stata soccorsa da alcuni esercenti, era scossa ma non ha riportato conseguenze fisiche. Sull'episodio indagano i carabinieri. Spostiamoci a Tradate, dove il paese piange Filippo Renna, già assessore nelle file di Forza Italia fra il 2002 e il 2012 alla pubblica istruzione, allo sport e al tempo libero. Aveva 88 anni, nell'amministrazione pubblica aveva portato con sé l'esperienza maturata in precedenza nella lunga carriera da carabiniere trascorsa a Tradate, Varese e Milano. Era originario di Rutigliano, in provincia di Bari. I funerali domani pomeriggio alle 15 nella chiesa prepositurale di Santo Stefano. A chiudere lo sport. Oggi si è giocato il calcio in Serie D. Nel girone A, dopo l'anticipo vittorioso del Varese, che ieri si è imposto sul campo dell'RG Ticino per 1-0, oggi la Caronnese ha perso in casa 1-2 per mano del Borgosesia. Inutile il gol di Esposito per il provvisorio 1-0. Nel girone B, la capolista arconatese pareggia 0-0 sul campo del Ponte San Pietro, sconfitta interna per la Castellanzese, battuta 2-0 dal Real Calepina. Ieri il Legnano aveva perso in casa contro il Franciacorta, 1-2 il risultato. E per questa edizione è tutto, il TG di Prealpina.it torna domani alle 13. Una buona serata.